Ora andiamo da coloro che ci stavano aspettando da un po'. Allora, come vi chiamate? Alfredo. Alfredo, i tuoi piccoli Kevin, Nicolò. e la mamma, immagino? Katia. Katia. Allora, Alfredo ovviamente stava aspettando i giocatori, noi siamo, diciamo, siamo di contorno. Vi dico che prima di Juve e Napoli Conte poi uscì a un certo punto, vedremo se... anche perché prima di Juve e Napoli il Napoli arrivò e doveva subito mangiare, invece adesso no, quindi magari prima di cena speriamo che possa... Speriamo. Anche perché siete un bel po' adesso ad aspettare. E però ti chiedo, domani che sensazioni hai? Sta andando bene, speriamo che sia una bella partita, che sia un risultato positivo Tu per il sei di Napoli. Torino, no? Giusto? Io Torino ma nato a Napoli. Sì. Però dico da, diciamo, da torinese adottato, quello che sei, com'è vivere l'avvicinamento alle gare del Napoli qui in città? Cosa si prova? Ma, siamo un po' tartassati, però bene dai, andiamo con degli amici di Torino, quindi ci divertiamo, sarà una bella festa. Il ritorno di Buongiorno quanto inciderà? Ma speriamo che non sente l'ansia dell'ex e che faccia una buona partita, fa gol. Come Speriamo. l'anno scorso, come a gennaio, però era la maglia invertita. Esatto. Adesso veniamo anche da te, prima di lasciarti ti chiedo, poi vado anche dai piccoli, questa situazione Cairo, che tutti vogliono che lui venda il Torino, i tifosi di Granata furiosi. Sì, loro sperano di cambiare per avere migliori risultati e quindi vedremo come andrà a finire. Quanto finisce domani? 3-0 Napoli. 3-0, è molto fiducioso. Per te quanto finisce invece? Non lo so. Sì, si è offeso alla mia domanda, ma meglio così anche perché avrà freddo anche lui. Vado anche grazie intanto, vado dal signore che aveva detto prima giustamente magari Buongiorno segnerà con la maglia giusta. Fosse la volta buona, sì. Un bel gol dell'ex, 2-0. Anche tu di Torino, a quanto sento. Sì. Torino, diciamo che c'è sempre un po' di sfottorsi i tifosi del Napoli, però nessun problema. Sì, abbastanza. L'anno scorso, nonostante la sconfitta, noi proprio la nostra troupe fu un po' aggredita da qualche tifoso Granata, però vabbè, la cosa è finita lì. Però ti chiedo, questo Napoli secondo te può chiudere sul serio il girone d'andata al primo posto? Manca ancora 6-7 partite. Non lo so perché sono veramente in tanti a un punto, però fin quando noi sbagliamo gli altri stanno sempre dietro, quindi sono fiducioso, sì. Il pronostico triplo ti chiedo, oltre Torino-Napoli 0-2, Fiorentina-Inter e Roma-Atalanta possono fermarsi le due nerazzurre inseguitrici dirette ormai? Ma l'Inter a Firenze può pareggiare tranquillamente, l'Atalanta in questo momento è troppo forte. Ingiocabile. Però che diamo, la Roma deve perdere È sempre. l'unica squadra che ho visto di quest'anno che non c'è stata proprio partita contro di noi, cioè sono troppo forti. Sembra il Napoli di 2 anni fa. Ora come ora sono troppo forti per me. Vedremo, però pensiamo a Torino-Napoli che è alle 15 tra l'altro, quindi poi avremo tutto il modo di... Forza Napoli sempre. In che settore sarete domani? No, io domani no, non sono riuscito a fare il biglietto. Però sei qui in maniera contro le intemperie. Sì, non l'ho fatto perché non si poteva fare nel settore ospiti e quindi preferisco guardarmi davanti alla televisione piuttosto. Tra l'altro c'è stato il divieto per chi sarà in curva primavera di indossare sciarpe e maglie del Napoli. Cosa ne pensate? È la prima volta ed è una schifezza, Che ricordiamo, la curva primavera è quella a fianco al settore ospiti, giusto? Il settore che di fatto diventa un tutt'uno col settore ospiti. Spesso più di metà è azzurra tutti gli anni, però ci sono problemi. Non dovrebbe essere così per questo divieto. Però chissà se è poi al momento Io conosco parecchia gente che domani sarà al settore primavera. che andrà in curante. Chiaramente andranno con la maglia e la sciarpa addosso, sicuramente. Si vede, staremo a vedere, speriamo che sia tutto. Speriamo che vada tutto bene, sicuro. Grazie mille, come ti chiami? Non te lo... Bruno, Scusa, grazie. Posso chiedere qualcosa anche a te? Tu come ti chiami? Angelo. Angelo, allora, chi può essere l'uomo partita di domani? McTominay. Che proprio qui a Torino contro la Juve si è un po' riscoperto quasi attaccante, no? Ti ricorderai che fu spostato un po' più avanti, quindi anche domani può segnare secondo te? Cioè domani può segnare? Fa una bella doppietta.
Addirittura andatevela a giocare, quindi 0-2 con doppietti, 0-2 che aveva detto Bruno, più 2 gol di McTominay. L'ultima, Buongiorno, può essere secondo te per il futuro il capitano del Napoli? Diciamo era il capitano ufficioso del Torino perché era Rodriguez quando c'era lui, però di fatto era Buongiorno il capitano. Lo sarà secondo te un giorno? Che sensazione hai? Oppure sarà ceduto prima stile Koulibaly no, stile altri grandi giocatori che sono stati a Napoli? Secondo me sarà ceduto prima. È troppo forte, dici tu? Troppo forte, tipo Real Madrid andrà in qualche squadra grande. Per lui me lo auguro per lui, però che ovviamente non si può rifiutare Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, PSG. Oddio, il PSG quest'anno proprio, però diciamo hai ragione, ti concordo, però quest'anno sarà lui indiscusso leader della difesa. Sì, sicuro. Meglio lui o Kim? Kim del 2023. Kim. Comunque Kim per ora. Poi vediamo a maggio. Per ora Kim. Vediamo. Grazie a voi due. Posso venire anche da voi. Come ti chiami? Teo, Teo. E sei di Torino anche tu? Sì, che sì. cittadina per la precisione? settimo torinese. Quindi un po' più avanti di lei. Qui vicino, qui Sei nato a vicino. Nola. Ah, Però sono di origine napoletana. lui è tuo Non è figlio? mio nipote. Tuo nipote subito che ti Ma bacca. lui... E tu sei il figlio di. No, il papà. Ah no, il figlio suo. No, il fratello. Ah, fratello, mamma mia. E quindi siete fratelli e tu sei il nipote. E nato a Nola, dicevi. Speriamo che domani segna Lukaku e che rimaniamo sempre in testa. Quindi quello è l'obiettivo principale. Diciamo che se il Napoli vince, di Siamo sicuro tutti contenti. Di sicuro la domenica, anzi il turno si chiude al primo posto senza se e senza ma, perché per fortuna l'aritmetica è ancora Dalla nostra dalla parte. parte. E questa è la cosa più importante. Esatto, finché Archimede con la sua matematica ci aiuterà. Noi dobbiamo sempre stare lì e puntare al massimo. E poi per carità, se la Champion è fondamentale. Sì, quindi almeno il Quindi quarto almeno posto. al quarto posto, quindi stare nei primi posti anche perché le altre squadre sono forti, l'Atalanta è una bella squadra, quindi se il Napoli già sta lì è già una soddisfazione comunque. Dopo poi il disastro della stagione scorsa. No, ma Conte sta facendo un buon lavoro, quindi speriamo che continui così. Tra l'altro è tornato qui a Torino di recente, durante la sosta. Lui bazzica sempre le zone di casa sua che sono vicino appunto vicino Portanuova più o meno. E lui vive secondo te ancora di più le partite a Torino? Ormai è torinese, tra virgolette. No, però secondo me lui vorrà fare molto bene col Napoli perché ci tiene proprio, cioè lo si vede che vuole lasciare il segno proprio e darci anche un buon ricordo. Sì. Quindi sì, sicuramente stando qua lui è più carico. È chiaro perché È casa sua allora. è casa sua, quindi bisogna vincere per forza allora. E in teoria aveva 3 anni per farlo. Detto questo io ti ringrazio, domani sarai allo stadio. No, domani non posso, ma Ci segui sia a noi. sicuramente, e mi poi la partita alle 11. seguirò sicuramente tutto. Vado da tuo nipote, ti sta bacchettando da appena Sì, da perché quando. lui vuole fare l'intervista, ci tiene. Arrivo. Come ti chiami tu? Francesco, se l'ho fatto prima. Ok. E, quanti anni hai? 10. 10 come un numero tanto caro ai napoletani, ovviamente, che però ti durerà per poco, cioè un altro po', poi sarà 11, come il numero di Lukaku, che secondo te domani continuerà la striscia positiva segnando o si fermerà di nuovo, giocherà contro Masina, Coco e Valukiewicz, che non è che sono proprio 3 Cannavaro, diciamo, però comunque che ne pensi? Per me Lukaku non farà gol, però farà gli assist. Che comunque buttali via assolutamente. Per chi li farà secondo te? Kvara, Politano, McTominay? Politano a sorpresa e McTominay. Che si inserisce magari, che ce l'ho anche al Fantacalcio, tu ce l'hai al Fantacalcio? Sì, anche io. Siamo tutti pro Scott, gli azzurri a breve mangeranno proprio qui alle nostre spalle, speriamo che qualcuno uscirà prima per salutare anche Francesco, a cui però chiedo chi è il giocatore che più ti ha colpito fino ad ora nella stagione del Napoli? Allora, fino ad ora quello che mi ha colpito di più, che non mi aspettavo, è Buongiorno, perché non mi aspettavo proprio così tanto. Così un buon giorno, diciamo. Domani sarà un buon giorno per il Napoli, sì.
Sì, speriamo. Speriamo, ci sarà sole, per fortuna non farà freddo come adesso, perché alle 3 c'è il sole. Grazie Francesco, vado da tuo padre, giusto che è il fratello del signore di prima. Siamo in famiglia qua, tutti in famiglia. E tu, anche tu vivi a Torino? Sì, sì, sì. E anche tu nativo di Nola? No, San Ci fatti Gennaro, vostri? San Gennaro Vesuviano, vabbè, quindi sempre zona nel Vesuviano. Vesuviano. E domani non c'è il Vesuvio a Torino, però ci sarà Ma siamo noi tifosi vulcanici. calore, Poi il Vesuvio c'è sempre. sarà tutto in via Filadelfia, dove c'è appunto lo stadio Olimpico Grande Torino. Tu riuscirai ad andare? No, neanche tu. No, siamo impegnati in famiglia, compleanno della bimba. Ah, pure voi, pure l'altro lato. Cioè... Proprio il 1° dicembre la Lega poteva cambiare, no, il 1° dicembre. Alle 3, un gioca male alle 3. Inizia la festa alle 3. Vabbè. Ma va bene così. L'importante è che vinciamo. Esatto, si festeggerà il doppio, si spera. E invece ti chiedo a te, anche come ho chiesto un po' prima agli altri, come vivere da napoletano al nord, da tifoso del Napoli, e diciamo le soddisfazioni sono arrivate nel corso degli anni, Negli però ultimi anni soprattutto. Sì. tipo dopo il 3-0 di gennaio penso che sia stato molto duro. Sì, c'è voglia di riscatto, diciamo, quindi questo Conte lo sa benissimo. E quindi io penso che poi lui di Torino abbia la giusta carica e la sa dare anche a tutti. Domani quanto finisce? Secco? Ma io penso che vinceremo di cortomuso. Alla Allegri Sì, maniera. beh, più o meno mi sembra che sta andando così. Ma comunque non ci Bastano lamentiamo. 3 punti. Ma assolutamente sì. Secondo me segna Alex. Quindi, buongiorno, di testa. Di testa. Magari sì, da calcio d'angolo. Calcio d'angolo. E poi la si chiude lì 1-0. 1-0 e boh. Magari con meno sofferenze rispetto alla Roma. Si spera, però non sarà una grande. Non credo ci sia un grande spettacolo. 2 anni fa 0-4, l'anno scorso 3-0 per il Torino, quindi Era un Napoli che giocava anche molto meglio, diciamo, quindi poi adesso puntiamo a vincere 3 punti. era un Napoli da sogno, però come l'Atalanta di adesso. Vado, grazie mille a te, da San Gennaro Vesuviano, vado agli altri nostri 2 amici, posso disturbarvi? Come vi chiamate? Siamo qua per caso. Per puro caso, però tifosi del Napoli. No, siamo venuti apposta, Come vi chiamate? Io mi chiamo Leo. Antonio. Leo Antonio, e siete tifosi azzurri, suppongo? Sì, noi due siamo iscritti al Napoli Club Pinerolo, quindi dobbiamo lasciare un saluto ai colleghi del Napoli Club Pinerolo. Approfitto credo che fosse anche vostro amico Carmine Donnarumma, che ci ha lasciato settimana scorsa, che anche lui era un tifoso del Napoli di Rivarolo Canavese. Sì. Ok, però comunque mi univo a questo, ho sentito Pinerolo, quindi mi unisco al lutto per Carmine Donnarumma, che era un grande tifoso del Napoli e che a 65 anni ci ha lasciato per un brutto male, e ovviamente un abbraccio alla famiglia. Però Leo, domani è tempo di riscatto a Torino dopo il 3-0 di cui stavamo parlando poc'anzi. Non c'è altro risultato oltre la vittoria secondo te contro un Torino che onestamente tutto quello che vuole Conte non bisogna sottovalutare, però con tutto il bene di Manoli la differenza è abissale fra le due squadre. Vabbè. Però il pallone è rotondo, lo so. Sì. No, vabbè, se tu fai la domanda e ti dai già la risposta. No. Che ti devo dire? Noi siamo tifosi, la speranza nostra è quella di vedere il Napoli sempre vincere, su tutti i campi del mondo, e quindi non è che abbiamo un obiettivo diverso. Quindi 3 punti. E noi domani siamo allo stadio, come seguiamo il Napoli a Torino, in tutta Italia, ovunque, e la nostra speranza è quella sempre di vincere. Io credo che però al di là di tutto quest'anno c'è la prestazione che è sempre tirata al massimo, con un'abnegazione da parte della squadra, che anche con l'Atalanta comunque hanno dimostrato di essere, insomma, di essere un gruppo unito, e quindi la speranza è quella di portare a termine il campionato con un risultato diverso da quello dell'anno scorso, e possibilmente con quella cosa che si attacca qua, che però non si può pronunciare. È presto. Ma pure se fosse adesso aprile, comunque sarebbe presto, dici tu. Siamo scaramanti. No, noi siamo scaramanti, se non ne parliamo proprio. Si vedrà quando sarà e se sarà. Se sarà. E comunque io devo salutare un'altra persona, se me lo concedi, Fiorillo Edoardo, che non è potuto venire a Torino, se no veniva. E lui è tifosissimo in Curva A, è
e quindi mi tocca salutarlo, collega e grandissimo amico. Ciao Edoardo Fiorillo, Ciao Edoardo. un saluto a te, poi verrai al prossimo Torino-Napoli, al prossimo Juve-Napoli, Edoardo. No, scendo io a Napoli, vado a trovare. Sì, scendiamo noi a Napoli, andiamo a vedere il Napoli a Napoli. Fate prima, Facciamo ovviamente. prima. Altrimenti se ne parla la prossima stagione, o forse addirittura, non mi ricordo, gli intrecci in Coppa Italia con l'Inter, il Napoli, qualora dovesse andare avanti, sfiderà l'Inter. Vabbè, ma andiamo anche a Milano, non c'è problema. molto vicino, sì. Andiamo dappertutto. Infatti sarebbe molto a metà strada. Un sogno nel cuore, lo seguiamo fino alla fine. A proposito, prima di lasciare andare da Fino alla fine Alessandro, non si giusto? dice perché appartiene a quell'altra squadra di Torino che non si può nominare, Evitiamo. nominabile. Hai detto dello stemma che si attacca qui, però quell'altro stemma a cerchio, sempre tricolore, che si gioca giovedì tra l'altro. Sì, Secondo te è dura. è una strada percorribile? È dura perché la Lazio è una squadra forte, Assolutamente sì. fortissima. Secondo me è di quelle che sono lì in mezzo è quella più sottovalutata ma è la più forte. Cioè è molto forte, davanti è fortissima, però voglio dire, Mai dire mai. mai dire mai. Poi facciamo una piccola accoppiata, va bene, no? Ah, sì. Ma io... Un double, che Un tanto double. Conte è avvezzo a queste cose, alla Juve lo faceva e come? Campionato però e deve Coppa. allenarsi un po' in CE perché l'anno prossimo, insomma, vabbè, comunque per adesso accontentiamo, raggiungiamo quello che possiamo raggiungere, poi vediamo quello che ci riserva il futuro, no? Vado dall'omonimo del mister l'omonimo. Antonio, che è anche lui del club Napoli Pinerola. no? Certo. Credi che l'effetto anche legato alla contestazione dei tifosi del Torino, Cairo Vendi, eccetera, eccetera, possa condizionare pro Napoli la situazione domani? Pro Napoli non lo so, il Toro sicuramente darà filo da torcere a Napoli, ma secondo me il Napoli ha un solo risultato, la vittoria. Antonio è più, come me diciamo, più diretto. Cioè, questi punti bisogna portarli a casa, sono 3 punti fondamentali. Quanti amici torinisti hai? Ma noi qua siamo diversi napoletani, cioè, esce tanta gente tifosi del Torino, soprattutto a Torino c'è tantissimi juventini. Il vero tifoso del Toro sta sparendo, è il vecchio piemontese. E quindi mano a mano. sta proprio sparendo. Quindi lunedì ti auguri comunque di andare al lavoro o con i tuoi colleghi, che non so se hai o meno. Io ho un socio juventino, quindi Appunto, sto in mezzo alla strada, sto delle volte. Tra l'altro la Juve, se non erro, gioca Lecce-Juventus. Vabbè, ma non ci interessa dove gioca la un po' Juve. distanti, in effetti. Infatti, loro sono abbastanza indietro, per il momento ci guardano le spalle. E questo per noi è una grande soddisfazione vivendo qua al nord. Nel frattempo invece Milan-Empoli 2-0, gol di Morata e Reinders, siamo al 68esimo. Antonio e Leo, grazie. Prego, mille. grazie a Ci vediamo voi. domani all'Olimpico Grande Torino. Tu sei? Sì, Dove stai? Nel pre saremo fuori al settore ospiti, quindi penso che non ci vedremo, però nel post, Noi siamo con i ragazzi del Napoli Club Pinerolo, quando ci vedi abbiamo lo striscione. non nel settore ospiti, ovviamente. No, noi, vabbè, settore ospiti Solo per i campani. Sì, però il settore ospiti praticamente ha 10 distinti dove entriamo tutti quanti. Quindi Poi, comunque potremmo beccarci. Diciamo. potremmo trovarci lì sicuramente. Perfetto. E poi nel post partita ci metteremo invece all'esterno della... Nel post partita, eventualmente se il risultato non dovesse essere quello sperato, non ci vedi proprio. Cioè, però sicuramente ci vedremo. Mettiamola così. Mettiamola così. Buona serata. Buon sabato. Buona serata a te.